Siamo qui con il dottor Luca Felletti di Intesa San Paolo. Grazie per essere qui. Le vorremmo chiedere come i confidi possono incidere sulla transizione ESG delle imprese. Il tema ha evidentemente una valenza di natura nazionale e complessiva. Io credo che l'obiettivo comune, d'intesa naturalmente con la collaborazione dei consorzi fidi, possa essere proprio quello di rendere più sostenibile la sostenibilità. Ci sono degli elementi di natura quantitativa, è noto che l'impegno che il nostro Paese dovrà assumere proprio per raggiungere gli obiettivi di Parigi sono significativi, una cifra significativa in termini di investimento che caratterizzeranno questa svolta complessiva per le imprese e per l'intero sistema produttivo. E c'è anche un tema di natura qualitativa. La rivisitazione, l'attuale puntuale applicazione del regime di aiuti e anche la conoscenza della materia può essere un ambito, un terreno di confronto che si caratterizza sul tema della formazione e dell'informazione a livello territoriale, proprio a favore di quelle imprese che oggi si stanno accingendo a questo tipo di nuova iniziativa. È un'iniziativa di transizione che è al passo coi tempi. Per quanto ci riguarda abbiamo dedicato una cifra estremamente significativa in ordine alle iniziative del piano industriale proprio a sostegno delle imprenditorie del territorio e dei territori del nostro Paese. È altresì importante provare a valutare assieme a loro in termini di capacità esplosive sul territorio come migliorare i KPI delle aziende che insistono e che da loro sono assistite e come individuare assieme anche questi percorsi di crescita. La crescita non è solo funzionale alla sensibilità ambientale, c'è un tema di socialità e c'è un tema di governance. Chi si metterà nelle condizioni di aggiornare più velocemente le proprie metriche interne sarà nella condizione di cogliere al meglio questa sfida. Con i consorzi si può avviare un percorso di approfondimento anche su questa tematica.